Sorride, Gesù ci ama. Dio è buono. Quando avete problema, anche malattia, anche disturbo, mettetevi a gridare forte che Dio è buono. Non mi guardate. È vero. Quando noi riconosciamo la bontà di Dio, Dio deve operare. Dio deve operare. Sapete perché? Noi siamo la gloria di Dio. Dio ci ha creato a sua immagine. Non dimenticare mai che il tuo corpo è tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito di vita abita dove? In noi. Ma quando vede un cristiano che è triste, che ha paura, c'è qualcosa che non funziona. Ma hanno fatto le maledizioni, ma hanno mandato malocchio le fatture. Dov'è lo Spirito di Dio in noi? Dov'è? È fuori. San Paolo le dice chiaro che lo stesso Spirito che gli ha risuscitato Gesù abita dove? In noi. In noi. Non dove chiamare lo Spirito Santo, vieni, è già dentro di noi. Perché non funziona? Perché non lasciamo lo Spirito Santo manifestare la tua potenza? Sapete perché? Le paure, l'ansia, i pensieri negativi, le preoccupazioni. E oggi i cristiani vedono le cose negative che le cose positive. Pensavo questa sera, c'è una parola che Gesù dice, che è molto importante per noi tutti cristiani. Il Vangelo di Matteo e di Giovanni, capitolo 6, dal versetto 63. C'è qualcuno che può leggere? Giovanni, capitolo 6, versetto 63. C'è cosa dice Gesù? È lo Spirito che dà la vita. Chi dà la vita? Lo Spirito. Vi ricordate quando Dio ha creato l'uomo? C'è cosa Dio ha fatto? Ha soffiato l'alito di vita. Per quanti anni? Per quanti anni questo alito di vita? Per 50 anni, 80 anni? Per sempre! Per sempre! La morte è entrata in questo mondo con peccato da Adamo e Eva. Non è finito là come diceva Don Fulvio. Gesù che cosa dice? Chi crede in me ha la vita. Quando comincia la vita eterna? Dopo morte o adesso? Adesso! La vita eterna comincia adesso, non dopo. Non dopo. Sapete che il paradiso comincia adesso? Quando noi ci amiamo, ci perdoniamo, c'è cosa diciamo? Paradiso, no? Quando tu cominci a uccidere, a ammazzare le altre, a odiare, tu crei l'inferno da solo adesso. Creiamo le cose negative noi da solo. È lo Spirito che dà la vita.
Ascoltate bene. Vi do un esempio per capire meglio. Quando un medico ti dice hai un tumore, che cosa aiuterà in noi? Paura. Un spirito che trasmette attraverso la parola tumore. E noi che cosa facciamo? Crediamo a questa parola, cominciamo a stare male. Che cosa ha trasmesso il medico? Un spirito attraverso che cosa? La parola. La gente che mandano le maledizioni, come lo fanno? Con la parola. Con la parola. Come fermare le maledizioni? Sapete che è facile? Sono persone che mi dicono ma hanno fatto questa maledizione, tutte le mie cose non vanno bene. Che cosa bisogna fare? Manda anche tu le benedizioni. Manda anche con la tua bocca le benedizioni. Perché quando tu manda le benedizioni sei con Dio, e quando sei con Dio il male, le maledizioni non possono toccare la tua vita. Non posso stare là a cominciare a piangere. Avete capito la potenza della parola? Quando tu parla negative, attira da solo le cose negative. Giobbe dice nel suo libro: ciò che io temo mi accade, ciò che mi spaventa mi raggiunge. Ciò che io temo, sapete che la paura attira solo le cose negative? Allora guardate come noi da soli suffochiamo lo spirito di luce, lo spirito di vita che è in noi, con le nostre parole. Guarda, questo pomeriggio Don Fulvio mi ha chiesto di andare a pregare per qualcuno che ha un tumore, pancreas. Sono andato là e ho visto questa donna,